Eder. Mech. Pallister. Sebastiano Visintin, 72 anni, ex fotoreporter doriziano e marito di Liliana Resinovic, è al centro di nuove attenzioni dopo essere stato avvistato oggi in Austria. Visintin, iscritto nel registro degli indagati per l'omicidio della moglie, scomparsa il 14 dicembre 2021 e trovata morta il 5 gennaio 2022 in un boschetto a Trieste. Ha lasciato la città questa mattina, alimentando speculazioni sul suo spostamento in un momento cruciale delle indagini. Martedì scorso, gli agenti della squadra mobile di Trieste hanno effettuato una perquisizione di quasi 8 ore nell'abitazione di Visintin in via Verrocchio, sequestrando oggetti come guanti, forbici, una maglia e numerosi coltelli, che l'uomo utilizzava per il suo lavoro di affilatura. La perquisizione, secondo fonti vicine alle indagini, avrebbe portato al sequestro di materiali potenzialmente rilevanti, anche se non sono stati rilasciati dettagli ufficiali. Visintin, unico indagato per l'omicidio di Liliana, ha sostituito la precedente titolare delle indagini, Maddalena Kergia, e ha dichiarato di essere rimasto seduto sul divano durante il sopralluogo, sostenendo di non avere idea di dove fossero i poliziotti. La svolta nelle indagini è arrivata dopo che una perizia medico-legale, depositata il 28 febbraio 2025, ha escluso l'ipotesi del suicidio, indicando che Liliana, 63 anni, sarebbe stata strangolata la mattina della sua scomparsa. La consulenza medico-legale, affidata dalla procura a Cristina Cattaneo e firmata dai colleghi Biagio Eugenio Leone e Stefano Tambuzzi, insieme all'entomologo Stefano Vanin, ha smontato definitivamente l'ipotesi del suicidio. Secondo quanto riferito da fonti giornalistiche, Visintin ha lasciato Trieste questa mattina alle 6:30, diretto in Austria, nella zona di Villach, al confine con il Friuli Venezia Giulia. L'uomo ha raccontato di essersi recato in albergo per fare colazione, una doccia e riposarsi, per poi proseguire verso le 12:00, con l'intenzione di prepararsi, prendere la bicicletta e fare il giro del lago, probabilmente riferendosi al lago di Faico o al lago di Ossiac, noti nella zona. Ha dichiarato: "Mi preparo e prendo la bici, forse vado a Felden, farò il giro del lago. Il tempo è bellissimo, non c'è neanche una macchia in cielo". Visintin ha aggiunto di aver trascorso il pomeriggio in sauna con i suoi amici, specificando: "Sono venuto su per la Slovenia e non per Tarvisio, oggi non ci ho messo neanche 2 ore. Nel pomeriggio farò una sauna con gli amici e poi la cena. Da 30 anni siamo sempre gli stessi amici, facciamo le solite cose, si mangia, si beve. Un tuffo nel lago gelato tira su il morale. Ci sono belle signore". Tuttavia, alla domanda su quando tornerà a Trieste, ha risposto evasivamente: "Non te lo dico". L'uomo ha raggiunto telefonicamente l'ANSA, confermando di trovarsi in Carinzia, nel sud dell'Austria, e di non essere preoccupato per le indagini. "Sono venuto a riposarmi, non sto bene, oggi mi sento un po' meglio, ho anche qualche problema fisico. Non sono preoccupato, la vicenda è ingigantita, vediamo". Questo spostamento, però, avviene in un momento delicato, subito dopo l'iscrizione nel registro degli indagati e a pochi giorni dalla perquisizione, sollevando interrogativi sulle sue intenzioni. Il viaggio di Visintin ha riacceso il dibattito pubblico, soprattutto sui social, dove il caso Resinovic è seguito con grande attenzione. Alcuni vedono in questo spostamento un tentativo di prendersi una pausa dalla pressione mediatica, mentre altri lo interpretano come un possibile segnale di disagio o di un piano più complesso. Sergio Resinovic, fratello di Liliana, che da tempo accusa apertamente Visintin, non ha ancora commentato la notizia, ma in passato aveva indicato moventi economici e di controllo dietro la morte della sorella. L'avvocato di Visintin, Paolo Bevilacqua, aveva recentemente invitato il suo assistito a evitare apparizioni mediatiche per non incorrere in contraddizioni. Ma non è noto se fosse a conoscenza di questo viaggio. Il soggiorno in Austria, descritto da Visintin come un momento di relax con amici di lunga data, potrebbe essere interpretato in una luce diversa alla luce delle sue dichiarazioni passate. In diverse occasioni,
L'uomo aveva espresso il desiderio di trasferirsi in Brasile, un paese che sembrava affascinarlo e che aveva citato come possibile destinazione per un nuovo inizio. Tuttavia, lasciare l'Italia direttamente per il Sud America potrebbe essere complicato per una figura così nota nel contesto del caso Resinovic, con il rischio di attirare l'attenzione delle autorità o della stampa. Un passaggio attraverso un paese vicino come l'Austria, magari per organizzare i prossimi passi lontano dai riflettori, potrebbe rappresentare una mossa strategica? È un'ipotesi che, per ora, rimane nel campo delle speculazioni, ma che non può essere del tutto ignorata in un caso pieno di ombre e interrogativi. Omicidio di Sara Campanella, il nuovo avvocato di Stefano Argentino, è reo confesso, ma voglio capire cosa c'è dietro. Potremmo chiedere una perizia psicologica e psichiatrica. Il femminicidio di Sara Campanella, la studentessa di 22 anni uccisa a coltellate a Messina lo scorso 31 marzo, continua a scuotere l'opinione pubblica e a tenere impegnate le autorità investigative. Il principale indagato, Stefano Argentino, 27 anni, è attualmente detenuto in carcere con le aggravanti di premeditazione, crudeltà e futili motivi. È reo confesso, ha ammesso le proprie responsabilità e la sua azione è stata anche ripresa dalle telecamere di sorveglianza. Ma mentre le indagini proseguono con l'analisi dei contenuti dei cellulari di Argentino e dei suoi genitori, cambia anche la strategia difensiva. La famiglia dell'indagato ha infatti revocato il mandato ai due legali inizialmente incaricati, Stefano Andolina e Rosa Campisi, affidando la difesa all'avvocato Giuseppe Cultrera, originario di Noto e conoscente della famiglia. Le parole dell'avvocato Cultrera: non si punta alla soluzione, ma a capire il perché. Cultrera ha chiarito sin da subito l'impostazione della nuova difesa. Non potrà puntare alla soluzione, è reo confesso ed è stato ripreso dalle telecamere. Ma certamente cercherò di capire cosa c'è dietro l'omicidio, il reale movente. Perché o sei un criminale efferato oppure dietro ci potrebbe essere altro di quanto emerso finora. L'avvocato ha poi annunciato la sua intenzione di richiedere una doppia perizia, psicologica e psichiatrica, non per stabilire una presunta incapacità di intendere e volere del suo assistito, ma per comprendere le cause profonde del gesto estremo. Valuterei una perizia psicologica e psichiatrica, non per dichiararlo incapace, ma per capire perché è arrivato a tanto. Non ci si improvvisa assassini da un giorno all'altro, specie se, come in questo caso, non c'è una storia criminale pregressa. Voglio approfondire la sua personalità, il vissuto recente, gli eventuali traumi, anche a livello familiare. Sabato 12 aprile, la procura ha disposto la copia dei dati contenuti nei telefoni di Stefano Argentino e dei suoi genitori. L'obiettivo è chiarire ogni passaggio comunicativo prima e dopo il delitto, messaggi, chiamate, audio, foto. La decisione riguarda in particolare la posizione della madre dell'indagato, Daniela Santoro, che, secondo quanto riferito dai legali precedenti, avrebbe raggiunto il figlio il giorno dell'omicidio per sottrarlo al rischio di suicidio. La madre aveva ricevuto una chiamata in cui Stefano minacciava insistentemente di togliersi la vita, ma, almeno secondo quanto ha dichiarato, senza mai accennare all'omicidio appena commesso. Lo ha quindi raggiunto e portato con sé a Noto, nel band di famiglia, dove è stato successivamente arrestato, avevano spiegato i legali Andolina e Campisi. La signora aveva inoltre scritto all'altro figlio comunicandogli un'assenza di 2 giorni per motivi di salute, probabilmente nel tentativo di evitare che l'altro figlio venisse coinvolto. Non è indagata per favoreggiamento in quanto parente stretta del detenuto, ma gli inquirenti stanno approfondendo i suoi movimenti e comunicazioni per verificare eventuali responsabilità indirette. Cultrera ha anche raccontato come è avvenuto il suo ingresso nel processo. Ero stato contattato nei giorni successivi all'omicidio. Conosco la famiglia, a Noto ci conosciamo tutti. Ma solo in un secondo momento, dopo aver parlato con il figlio in carcere, hanno deciso di nominarmi ufficialmente. Mi hanno spiegato che la scelta iniziale degli avvocati era stata dettata dalla fretta e dallo shock del momento. Martedì prossimo, Cultrera incontrerà per la prima volta Stefano Argentino nel carcere di Gazzi,
per approfondire la sua versione dei fatti e pianificare i prossimi passi della difesa. Il primo nodo da sciogliere sarà l'aggravante della crudeltà, contestata dalla procura. Secondo la ricostruzione, la morte di Sara sarebbe avvenuta per una sola coltellata fatale alla gola, ma altre ferite risultano compatibili con un attacco violento e ripetuto. Se verrà confermato che la coltellata mortale è una sola, potremmo discutere sull'aggravante della crudeltà, ha anticipato l'avvocato. Non per minimizzare l'orrore del gesto, ma per valutare in modo più lucido cosa sia accaduto. Intanto, l'arma del delitto non è stata ancora ritrovata, e le autorità sperano che l'analisi dei dispositivi sequestrati possa fornire indicazioni utili. Gli inquirenti stanno cercando anche di ricostruire i movimenti precisi di Argentino tra il delitto e l'arresto. Nel frattempo, la comunità di Misilmeri ha salutato Sara con funerali molto partecipati. La famiglia della giovane chiede giustizia, ma anche chiarezza. Perché Sara è stata uccisa? Perché nessuno ha fermato in tempo quel crescendo di ossessioni? La risposta, forse, arriverà proprio da quella perizia psichiatrica che l'avvocato Cultrera sembra determinato a ottenere. Caso Barzan, sempre ospite in TV, il M5S presenta un'interrogazione in commissione di vigilanza Rai, serve chiarezza sulla sua presenza nei programmi del servizio pubblico. Un'interrogazione formale è stata presentata in commissione di vigilanza Rai dalla deputata del Movimento 5 Stelle Dolores Bevilacqua, con l'obiettivo di fare piena luce sulla presenza ricorrente del signor Davide Barzan, presunto consulente legale coinvolto mediaticamente nel caso dell'omicidio di Pierina Paganelli, all'interno di diverse trasmissioni della televisione pubblica, tra cui il programma del mattino Storie Italiane condotto da Eleonora Daniele. Secondo Bevilacqua, la questione non riguarda soltanto l'opportunità editoriale di ospitare figure come Barzan, ma coinvolge aspetti ben più delicati legati all'etica e alla deontologia dell'informazione pubblica. Il servizio pubblico ha il dovere di garantire un'informazione equilibrata, trasparente e verificata, sottolinea Bevilacqua. Non è accettabile che figure controverse, potenzialmente prive dei requisiti professionali minimi, vengano presentate come esperti legali in casi giudiziari di estrema delicatezza. Il punto critico che ha portato all'interrogazione parlamentare è legato a quanto emerso da una recente inchiesta della trasmissione Mediaset Le Iene, secondo la quale Davide Barzan non risulterebbe iscritto all'albo degli avvocati, pur avendo più volte dichiarato, direttamente o indirettamente, di essere un avvocato o un consulente legale di parte, nel contesto del caso Paganelli. Oltre a non risultare abilitato alla professione forense, non è chiaro se Barzan sia effettivamente in possesso della laurea in giurisprudenza, titolo minimo per poter operare anche come semplice consulente. Un punto su cui la Rai, secondo Bevilacqua, avrebbe dovuto effettuare adeguate verifiche preliminari, prima di concedergli spazio e autorevolezza mediatica. A rendere ancora più delicata la vicenda è il fatto che, sempre secondo l'inchiesta televisiva, Barzan avrebbe agito contro la volontà dei parenti della vittima, e sarebbe stato promotore di una strategia comunicativa considerata inopportuna e fuorviante, assumendo una posizione pubblica non concordata con chi, in teoria, avrebbe dovuto assistere. La deputata pentastellata chiede alla Rai di rispondere pubblicamente su vari aspetti critici. 1. Quali criteri editoriali vengono adottati nella selezione degli ospiti chiamati a commentare fatti giudiziari, specie in trasmissioni a forte impatto emotivo come Storie Italiane? 2. Se i titoli professionali di Davide Barzan siano mai stati effettivamente verificati dalla redazione o dalla direzione Rai. 3. Se siano intercorsi compensi, accordi contrattuali o forme di collaborazione tra Barzan e la Rai o i suoi produttori. 4. Se l'azienda intenda riesaminare il caso, alla luce delle accuse emerse, ed eventualmente adottare nuove misure per garantire un'informazione conforme ai principi del servizio pubblico. Bevilacqua conclude sottolineando che episodi come questo minano la credibilità del servizio pubblico, specialmente quando si tratta di vicende tragiche come quella di Pierina Paganelli.
La 78enne uccisa a Rimini in circostanze ancora da chiarire, su cui l'interesse mediatico è stato altissimo fin dalle prime fasi dell'inchiesta. Davide Barzana si è presentato in diverse trasmissioni televisive come figura legata alla famiglia Paganelli, parlando in qualità di presunto consulente legale. La sua presenza costante in studio, le sue dichiarazioni spesso nette e talvolta controverse, hanno attirato critiche non solo dal mondo giornalistico, ma anche da una parte dell'opinione pubblica, che ha iniziato a mettere in dubbio la sua reale competenza e legittimità professionale. In alcune interviste avrebbe fatto riferimento alla propria esperienza legale, ma non risulta traccia di iscrizione a nessun ordine professionale né di attività documentate come avvocato o giurista. Il fatto che sia stato presentato dalla RAI come esperto, e che abbia assunto pubblicamente posizioni sensibili su un caso ancora oggetto di indagine, pone seri interrogativi sulla responsabilità editoriale del servizio pubblico. Ora spetta alla RAI rispondere alla commissione di vigilanza. L'interrogazione dell'M5S potrebbe aprire un confronto più ampio sulla trasparenza, sulla verifica dei profili degli opinionisti televisivi e sull'uso corretto delle piattaforme pubbliche, specie in materia di cronaca nera e giudiziaria. Un tema che non riguarda solo la RAI, ma l'intero sistema dell'informazione italiana, dove la spettacolarizzazione del dolore e della giustizia rischia sempre più spesso di confondersi con la verità. Luis da Silva se lo ritrova lato conducente mentre è all'interno del garage? Sì, Com'è vestito? mi sembra che abbia delle ciabatte e sia vestito di scuro. Mentre io chiudevo il garage per andare verso la porta tagliafuoco, lui è andato via e è passato dalla porta tagliafuoco. Io sono andata di sopra, sono corsa di sopra, per le scale, ad avvisare il ragazzo moldavo. Scontrai Barzana, fiera d'umari, sonna di terra antica, raccontava soccoli a Diana Barzanetta, chi Lucia su tassoni. Barzane, la Barzanetta, guardava non si è istinti, lontano da realtà, ritmo da libertà, estrati d'umari, dure senza cura, radicava tra i valori, la sorgente amata, e mentre usuri, cantava sua storia. Barzane, la Barzanetta, guardava non si è istinti, lontano da realtà, ritmo da libertà. E sì, il vento li chiama, volavano via leggeri, e sonnali umani, cuori chi non auguri. Barzane, la Barzanetta, guardava non si è istinti, lontano da realtà, un ritmo da libertà. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.